Sicilia bella, Sicilia bella. Voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella. Ma manca sai correre in vanetta. L'occhio di Miria c'hanno sempre a mangiare. Amici di Tubo Foro Siciliano, benvenuti in questa nuova puntata. Ci troviamo nelle zone di Trapani. E stiamo andando? Allora, stiamo andando in uno dei borghi più belli d'Italia, esattamente a Erice. E questa volta non prenderemo la macchina? No. E come ci andremo? Perché io non ho capito. Guarda, se tu sì, c'è questa bella sorpresina, vedi? Sta arrivando? Con la funivia. E siamo io, lei e la nonna. E faremo un bel giro panoramico. Ci vediamo dopo, a dopo, ciao. Se non serve a niente. He intentado llamarte, pero con miedo a equivocarme. Contestas, me enredas, no quiero esa vaina, te moría por ti, no sé si tú. Ed eccoci qui, ci troviamo sulla funivia. Potevamo salire in macchina? Potevamo, sì, anche. Ma abbiamo preferito avere questo bellissimo panorama da ammirare. E non solo, da qui si vedono anche le isole Egadi e le Saline. A danzare 100 giorni senza rincontrarsi. Non credevo. Mamma mia, io che sto piano terra e già ho i giri di testa, tu mi porti qui che è altissimo, io soffro di voragine. Nonna, si dice vertigini, ma poi stai tranquillo. La pena è agosto ma si gela. Anche se non serve a niente sotto. Eccoci qui, siamo arrivati ad Erice, alle nostre spalle la cattedrale in stile gotico. E accanto alla cattedrale c'è questa torre che è stata costruita come torre di avvistamento. Sì, serviva per vedere i nemici che stavano arrivando. Infatti, quando loro vedevano che alcune suocere si avvicinavano, si mettevano in allarme. Ma che c'entra? Sulla mia schiena. Mirando hacia la pared, pensando en llamarte. Contestas, me enredas, no quieres esa vaina, tú me restas. A veces pienso que Luoghi molto caratteristici e viuzze con questi ciottoli a terra di un tempo, dell'era medioevale. Bellissimo. Sì, è come camminare praticamente in un luogo antico. E a proposito, ora dove mi porti? Adesso potremo visitare questa bellissima chiesetta alle nostre spalle, che è la chiesa di Sant'Isidoro, molto bella e caratteristica. Andiamo, ci vediamo. Ci vediamo dopo. Scriverò di amarti sulle note di un iPhone. Fisso la parete, tanto non ti chiamerò neanche stasera. Non vale la pena. Nonna, questo è il Tempio di Venere. E proprio qui, tantissimi anni fa, venivano i viaggiatori e offrivano dei doni al dio Apollo per farsi fare delle grazie. Se si avveravano, loro tornavano e facevano dei doni specialmente in denaro alla dea Venere. E certo, tu sei una donna acculturata. Ma in cambio loro ricevevano delle prestazioni sessuali dalle sacerdotesse della Venere. E magari più lo facevano e più venivano apprezzate. No, ma guarda che le sacerdotesse godevano di ottima reputazione. Pensa a quel tempo a Nicoletta a Tremotura. Una signora. Chi è? Niente Paola, era una mia collega. Certo, l'unico inconveniente era che queste facevano tutto gratis. Ma a me mi dovevano pagare i piccioli all'anno. Che castello meraviglioso, Giovanni, cioè, ma mi stai facendo vedere dei luoghi veramente stupendi e li Bellissimo. stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori. Eh sì, e ora andiamo a fare un giro ancora per questo borgo meraviglioso. Nonna, guarda che meraviglia. Questo è il castello di Venere. L'hai guardato bene? Certo che l'ho Ma ci vedi da guardato. lontano, no? Ci vedo. Ma sai che Erice è stata utilizzata come location per diversi film, come per esempio La baronessa di Carini, Me la ricordo. In guerra per amore di Piff. E prossimamente ci sarà il film dove io sarò la protagonista e il titolo sarà La sacerdotessa di ottima reputazione. Nonna, ma che dici? No, sempre tu sei. In a room full of dimes, you would be $100 if being fine was a
crime, girl, they lock your little fine ass up in the tower. The way you move. Ah, hai visto? Piano piano, nonna, dai, piano piano, chi va piano va sano e lontano, ok? Ti ho portato qui, siamo al castello finalmente. E poi da qua abbiamo una vista bellissima, si vedono anche le isole, guarda. Guarda. Ma guarda che cosa, io ho le catarratte, manco ci vedo a 1 metro di distanza e mi vuoi far vedere la isola, ma che vedo io, che vedo? Don't be shy, just take my hand and hold on tight. Oh, skate to me, baby. Skate, slide your way on over. Nonna, dai, vieni qui. E questo è il giardino del Balio. Qui c'è un'ottima vegetazione mediterranea. Sto salendo. E poi ti vieni a prendere un po' di frescura. E dai. Paola, veramente qua si sta più freschi. Got your hair in the wind and your skin glistening. I can smell your sweet perfume. You smell better than a barbecue. A superstar is what you are. I'm your biggest fan. If you're looking for a man, sugar, here I am. I'm tryna roll, I'm tryna ride. Ok, dopo aver passeggiato per queste stradine tipiche e molto caratteristiche di Erice, Abbiamo trovato questo luogo meraviglioso per poter pranzare. che si chiama La Prima Dea, ve lo consiglio perché si mangia bene. Abbiamo ordinato 2 fette di tonno rosso. Sto morendo dalla fame. Amici di Tuo Fare un Siciliano, ci siamo spostati, dove siamo? Eravamo in montagna, adesso siamo al mare. E adesso siamo al mare, siamo alla tonnara di Scopello, dove un tempo Si pescava e si lavorava il tonno. c'era la lavorazione, la produzione del tonno con i pescatori che abitavano direttamente in questa tonnara. Sì, adesso invece è una località prettamente turistica, dobbiamo dire, non si lavora più il tonno. Anzi, la prossima settimana vengo a farmi un bel tuffo perché c'è un mare splendido, c'è un'acqua Ne cristallina vale la pena. fenomenale. Guardate. Noi continuiamo il nostro giro in questa bellissima Sicilia. Ne pa morì, ne pa avanti, che non mi passava troppi io e la donna mia. Wow, che bella passeggiata, Giovi. Qui in Sicilia non ci manca niente, dalle montagne al mare, tutto favoloso. Luoghi molto caratteristici, sembrano i dipinti che facciamo io e Paola. Anzi, poi andateli a guardare. Mi fanno sincere l'odore. Come ci piace? Ci fanno fermare poi. E tu dici che non mi conosce nessuno, ma che fa schifo? Ma io metto tutta Mi ricorda pure Ah no, Giovanni Cangeloso. la nonnina è la casa del riposo però. Io ti seguo Grazie in ragazzi, televisione. io vi ringrazio, ma l'acqua è potabile? Mi hanno detto di sì. E allora- Avanti, avanti. Dai, ci faccio... Ah nonna, nonna. Ah no, ma La nonna Rosetta. nonna mi lasci piccolo quando Non muore. te lascio niente, non ti Ah, lascio no, niente. Stiamo arrivando dopo una parata di pausa. Hanno rubato Giovanni. E mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba, che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Ecco, ho trovato Giovanni con una delle sue fans, si stava praticamente... Che stavi facendo? Stavi parlando con questa tua fans? L'ho trovato, dai, ora possiamo continuare il giro. Cioè, io mi faccio una passeggiatina per
parlare dei miei progetti futuri, è lei che mi segue, Ma se- la nonna che mi segue, ma che volete? Tutte le signore che lo seguono e chissà perché. Giù. Oggi il sole scioglie le suole di questo etro, ma hai lasciato appeso ad un discorso in sospeso, non ti vedo da... Siamo giunti alla fine di questa puntata. Ci siamo divertiti, abbiamo visto posti bellissimi. Bellissimi, vi abbiamo fatto vedere posti meravigliosi e siamo felici perché dalla redazione ci arriva la notizia che ci seguite da tutta la Sicilia e questa è una cosa molto bella. Ci fa piacere. Adesso ci siamo seduti prima di andare a casa e ritornare alla vita di tutti i giorni, perché io starò con mia suocera e questa non è una cosa bella. E siamo qui seduti al bar, io l'ho letto, perché l'ho letto al bar pasticceria Scopello. Stiamo prendendo un Gelato, qualcosa limone. di fresco dopo tutta questa bella giornata a camminare ci vuole, no? E siamo qui è proprio in piazza. Sì, in questa piazza che si chiama Piazza Cetaria, e vi consigliamo anche Scopello, è un luogo bellissimo, molto turistico, e qui arrivano proprio i nostri, prego, grazie. Ecco qui. Questo è per lei. Questa bellissima coppa gelata. Questa coppa invece bella fresca è per me. Amici, ci vediamo alla prossima Puntata. Ciao.